Piano piano ci stiamo avvicinando alla zona al di sotto di Piazzale Boschetti, proprio la zona dove l'argine è franato. Quali sono le problematiche in questa zona? Sì, le problematiche sono che qui ci troviamo in presenza di una falda di superficie notevole che poi è quella che tiene allagata la cripta della Cappella degli Scrovegni e ovviamente essendo qui un'ansa l'area di Piazzale Boschetti era una golena che poi anche questa appunto è stata sopra elevata in modo artificioso. Di conseguenza il terreno non può che essere diciamo friabile, non può che essere non stabile e si è appunto puntualmente verificato l'ennesimo smottamento con appunto che ha interessato un'area centralissima prospiciente alla Cappella di Scrovegni, per cui anche diciamo con un forte impatto di degrado in centro storico. Quali sono secondo voi gli interventi necessari qui? Noi proponiamo da tempo l'abbassamento delle aree golenali, sia per dare maggiore visibilità alle mura, sia anche per rendere più vivibile e fruibile il rapporto tra la terra e l'acqua, tra le aree lungo il piovego, gli argini lungo il piovego e il piovego stesso. Proprio per questo motivo ci sarà un'iniziativa a fine marzo. Sì, il 22 marzo abbiamo invitato tutti a venire qui al bastione, alla golena del bastione dell'Arena, che è uno dei punti dove appunto maggiormente si vede questo degrado da sversamento di materiali nell'ambito della golena stessa e che occulta la visibilità delle mura, in particolare di una cannoniera che è sommersa dalla terra e dai rifiuti.